Bentrovati in questo terzo appuntamento di Sardinia Tourist Call to Action. Oggi parleremo di come analizzare i dati, come comprenderli e come usarli. Il terzo appuntamento di oggi è il frutto di una sintesi di conferenze realizzate nell'aeroporto di Olbia del programma di incontri formativi realizzato da GEASAR per l'assessorato del turismo Regione Sardegna con il patrocinio scientifico di Enit Italia e di Tourist Plus. Con i nostri ospiti approfondiremo facendo un focus su come analizzare i dati, ma soprattutto sulle piattaforme che in questo momento sono importantissime per trasformare quelle informazioni in dati concreti e quindi quali sono i comportamenti, gli interessi e eventualmente anche un profilo specifico nel panorama turistico, così come fa la Libratech, che lavora con la Zucchetti e che quindi acquisisce le informazioni dagli operatori turistici e li restituisce in maniera molto più tecnica per avere tendenze, ma soprattutto per riuscire ad avere un profilo ancora più mirato sul cliente da intercettare. Ne parliamo quindi con Michela Ciccarelli, che è qui Buongiorno. con noi. Michela, spiegaci che cosa succede, come fanno gli operatori e quali sono gli operatori che in questo momento stanno partecipando al vostro progetto. Il nostro progetto di Libratech parte insieme al gruppo Zucchetti nel 2020, un periodo dove la carenza di dati si è fatta sentire, nel senso che sia le destinazioni turistiche che gli alberghi navigavano a vista, nel senso che non avevano nessuna informazione su quello che sarebbe stato il turismo nei mesi a venire, negli anni a venire. E in quella situazione ci siamo tutti resi conto che il dato storico era ormai inutilizzabile da entrambi i lati e quindi ci siamo accorti in realtà che stavamo raccogliendo una mole di dati molto importante che sarebbe stata molto utile per questo scopo. Zucchetti infatti è la più grande software house italiana e la divisione Hospitality raccoglie la maggior parte delle aziende che offrono un gestionale, un sistema, un software agli albergatori. In questo modo è nato il Travel Data Lake, che quindi è un raccoglitore, un data hub, il più grande che abbiamo in Italia, che raccoglie quindi dati provenienti direttamente dai gestionali, dai booking engine delle strutture ricettive. Ci siamo voluti focalizzare soprattutto sulle ricerche dei pernottamenti perché ci danno un'informazione molto puntuale, non solo su cosa vogliono i turisti, cosa stanno cercando i turisti, quale tipo di pernottamento, da quale tipo di mercato, ma poi ci fanno capire anche il potenziale di domanda, cioè ci mostrano tutti i turisti che non hanno ancora scelto ad esempio la Costa Smeralda, parliamo, quindi stanno cercando informazioni, magari con largo anticipo si stanno informando ma non hanno ancora prenotato. Abbiamo scoperto che la Sardegna partecipa con una percentuale altissima e allora chiediamo alla dottoressa Ciccarelli qual è la domanda turistica per la Sardegna, se ne abbiamo già un'idea. Certo, abbiamo analizzato i dati e abbiamo visto che se quest'anno c'è stato un grande aumento di domanda rispetto al 2021, addirittura raddoppiando i volumi di ricerca, per il 2023 ovviamente i volumi sono ancora bassi, ma perché semplicemente è ancora molto presto per cercare informazioni su una vacanza del prossimo anno. Il dato importante è che c'è già una quota di turisti che sta cercando viaggi in Sardegna per la prossima estate e questa quota proviene soprattutto dagli stranieri che, come sappiamo, si organizzano molto in anticipo. Dipende molto dall'organizzazione di base della destinazione. Va bene, grazie. Passiamo quindi al prossimo ospite. Facciamo qualche domanda a Mirko Lalli, fondatore di The Data Appeal, una società che in qualche modo cerca di semplificare l'utilizzo dei dati per arrivare a fare delle azioni concrete, quindi nella propria impresa. Mirko, come possiamo aiutare i nostri ascoltatori a capire che tipo di lavoro fai tu con i dati? Allora, a me piace dire che noi semplifichiamo e democratizziamo i dati, soprattutto i dati del turismo da cui siamo partiti. Semplificare vuol dire che vogliamo renderli semplici, comprensibili, azionabili, come giustamente hai detto tu. Il dato di per sé è poco utile se non guida nell'azione conseguente, no? Quindi io vedo un'informazione e mi piacerebbe arrivare a dirti anche quali sono le azioni che devi fare basate su questa azione. Democratizzare vuol dire che deve essere anche sostenibile dal punto di vista economico, quindi accessibile e economicamente accessibile anche, ad esempio, per le piccole destinazioni.
Per esempio, quanto costa un software per non solo analizzare, ma proprio raccogliere i dati? Allora, il costo è una funzione particolare, nel senso, intanto costa una frazione rispetto alle metodologie tradizionali. Il fatto di usare dati online, procedure automatizzate, analisi basate sull'intelligenza artificiale e soprattutto un'infrastruttura in cloud permette di raggiungere l'obiettivo della democratizzazione. I costi, tanto per darti assolutamente qualche parametro, possono andare da qualche migliaia di euro per le piccolissime destinazioni all'anno, fino a ovviamente molto di più se le destinazioni sono più grandi, come una nazione ad esempio. Quali sono i 3 passi da fare per accedere a queste piattaforme particolari, quindi di analisi dei dati, no, trasformazione dei dati? Non c'è nessun passo particolare. Intanto noi raccogliamo tutti quei dati che normalmente aiutano a comprendere che cosa succede in un territorio. Raccogliamo tutti i dati online, i prezzi, le recensioni, le foto, tutti i dati dai social network. Abbiamo una serie di partner e fornitori che ci permettono di analizzare altre dimensioni. L'obiettivo è riuscire a dare una lettura delle tendenze, del fenomeno del turismo, ad esempio di quello che stiamo parlando, in una determinata destinazione. E l'accesso è molto semplice, cioè l'accesso è come usare un qualsiasi software nel tuo browser, quindi è veramente molto semplice. Grazie Mirko. Grazie a voi. A presto. Sono qui con il dirigente dell'Osservatorio Turistico della Regione Sardegna, Pierangelo Ruffino. La piattaforma SIRED, ormai datata, sta transitando piano piano verso una nuova piattaforma chiamata ROS 1000, adottata da altre regioni italiane, che finalmente arriva in Sardegna per aiutare non soltanto la regione a capire quali possono essere le previsioni di una domanda turistica o comunque dei comportamenti oppure della presenza e non solo degli arrivi in Sardegna, ma in qualche modo diventa anche una possibilità per gli operatori turistici di accedere per avere ulteriori informazioni e anche fare una comparazione con quelle che sono le esperienze simili della nostra attività. Dottor Ruffino, abbiamo una previsione di quando questa piattaforma comincerà ad essere attiva in Sardegna? Allora, stiamo facendo proprio l'affidamento questi giorni, abbiamo già fatto la determinazione contraria, insomma cose di carattere amministrativo che sono poco interessanti, ma comunque entro l'anno faremo l'affidamento e noi poi faremo tutte quelle attività che ci porteranno a passare entro Pasqua dell'anno prossimo al nuovo sistema. Il sistema ROS 1000 è un'evoluzione molto importante del SIRED che abbiamo adesso utilizzato già da 10 anni, è una piattaforma molto più facile da utilizzare, si integra con i software gestionali che utilizzano le strutture e quindi eviteremo quei caricamenti manuali che oggi sono molto dispendiosi dal punto di vista del tempo che gli operatori devono impiegare per assolvere al loro rappresenta una barriera, no, di caricamento del dato, quindi in questo caso viene semplificata questa operazione. Ci sono due aspetti fondamentali che sono il tempo, cioè la copertura del dato che oggi raggiunge dei ritardi che vanno oltre il mese e mezzo, invece con questo nuovo sistema dovremmo avere quasi quotidianamente tutti i dati, quindi fare delle analisi molto più attuali e mirate. Bene, grazie. Grazie al dottor Ruffino e passiamo al prossimo ospite. Eccoci col nostro ultimo ospite di questo speciale, Gianfranco Fancello, docente di trasporti e mobilità. Sì. E con lui andremo a parlare di come Call to Action in questi anni si è evoluto anche, cercando di analizzare e attualizzare gli argomenti e i contenuti da proporre ai nostri corsisti. In particolare Gianfranco ha partecipato anche come membro del nostro comitato scientifico in tutte queste 6 edizioni e la domanda che vorrei farti è soprattutto come in questo caso i dati possono esserci utili per pianificare meglio i movimenti da e per la Sardegna e il movimento interno. Intanto grazie Maria Assunta e buon pomeriggio a tutti. I dati sono essenziali soprattutto per chi fa il mio lavoro, che è quello di pianificare in questo caso servizi di mobilità che servono sia la collettività in genere, ma in particolare, come nel caso del Call to Action, le destinazioni
destinazioni turistiche, quindi che servono per pianificare meglio i servizi di trasporto che poi porteranno i turisti in Sardegna e li faranno muovere all'interno della Sardegna. Perché è importante acquisire i dati? Come facciamo noi a pianificare un sistema di trasporto o come facciamo a pianificare un servizio di trasporto che possa essere utile? È chiaro che dobbiamo farlo basandoci su quelle che sono le esigenze degli utenti, perché più lo facciamo in maniera adeguata e formata rispetto a quelle che sono i desiderata degli utenti. Quando parlo di desiderata cosa vuol dire? Vuol dire quanto le persone vogliono spendere, a che ora vogliono viaggiare, dove vogliono arrivare, in che modo si vogliono spostare, quale mezzo vogliono acquisire. Quindi tutti questi elementi vengono fuori da delle analisi di dati che possiamo prendere, acquisire o attraverso delle indagini mirate. Tipicamente vengono fatti dei questionari, quando spesso ci arrivano sullo smartphone o sulle mail dei questionari di gradimento, servono esattamente alle persone, a chi lavora come noi dietro le quinte per pianificare le cose. Oppure, come adesso invece da qualche anno viene fatto, abbiamo lo strumento degli smartphone che ci portiamo tutti noi dietro, quindi è diventata un appendice del nostro corpo e ci dice dove ci spostiamo, in che modo ci spostiamo, in che modo lo facciamo. Certamente ci sono delle regole legate alla privacy e alcune cose non possono essere utilizzate, però queste diventano molto utili per la fase di pianificazione. Grazie Gianfranco. Grazie a voi. Era il nostro ultimo ospite di questo speciale. Vi do appuntamento dunque ai prossimi appuntamenti di Sardinia Tourist Call to Action in presenza nell'aeroporto di Olbia per il 30 novembre e il 14 dicembre oppure in streaming sui nostri canali social Facebook e YouTube.